E ripeto, veniamo comunque da un Napoli che era abituato a fare dei mercati, ecco, lo stesso Kvara, Osimhen, i Lavezzi che abbiamo detto prima. Sì, mercati di Quest'anno si parla di prospettiva. giocatori, sì, quest'anno Guarda, invece si anche il parla di solo, giocatori. bravo, anche il solo sentire sta trattando De Bruyne. No, ma anche perché tu Magari- prima andavi a prendere Kvara e sapevi che dopo un paio di anni lo Lo rivendevi vendevi. per fare utile. Quest'anno, già da quest'anno con Conte, e secondo me anche Conte che ha cambiato veramente la mentalità di De Laurentiis, anche lo stesso De Bruyne non è mai un'operazione da Napoli. Cioè, prendere un ragazzo di 34 anni, fino a 2 anni fa ce lo sognavamo, Ma perché a noi erano assolutamente. tutte scommesse che poi fortunatamente, a Ma parte assolutamente. i vari Fidelef, Chavez, Offer, Rinaudo, La cosa bella Cribari, ci ricordiamo tutte quante. io tutti me È li vero, ricordo. ragazzi. E io ve ne dico uno che ce l'ho ancora, me lo sogno ancora la notte. Micio. Michu. Mamma mia. Quel pezzo di Mamma merda mia. dove è ora, Anna no?